Mario Conte torna a Treviso dopo aver passato 2 giorni a Roma in qualità di presidente dell'ANCI. Tornato in città, i suoi pensieri sono rivolti alla manifestazione dei Novax e No Pass che si dovrà svolgere fuori dalla città domenica prossima a Monigo. La prefettura e il comune di Treviso hanno bocciato il corteo richiesto dai comitati negazionisti. Niente manifestazioni itineranti, come già indicato dalle linee guida ministeriali e durante l'ultimo comitato di ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Il permesso alla manifestazione è stato dato e il luogo indicato per queste manifestazioni è un luogo periferico dove loro sono liberi di esprimere le loro idee senza mettere a repentaglio la salute e tra l'altro il lavoro delle persone che invece hanno deciso di fidarsi della scienza e delle istituzioni. Quindi voglio dire, io l'appello che faccio è quello del buon senso e del rispetto delle regole e delle ordinanze. Se così non fosse, poi quelle persone che disobbediranno a queste ordinanze se la dovranno vedere con le forze dell'ordine. Il sindaco infine decide di rivolgersi ai manifestanti per un appello. L'invito a manifestare con la mascherina, ad essere prudenti, perché abbiamo letto anche in questi giorni che ci sono degli importanti esponenti del mondo Novax che fino a ieri dicevano che era tutto un complotto, che era tutto finto e che ci stavamo inventando tutto, che oggi sono in terapia intensiva.